C'è piena convergenza sulla candidatura avanzata dal Veneto per le Dolomiti UNESCO, sede delle Olimpiadi Invernali 2026, capofila la città di Cortina d'Ampezzo. È quanto è emerso al termine di un incontro avvenuto a Venezia tra il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, il presidente della provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, e il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Compascer. Rossi e Compascer, è detto in una nota congiunta, hanno confermato a Zaia l'interesse e la possibilità di mettere a disposizione impianti e strutture esistenti dei propri territori per ospitare il grande evento sportivo. Anche l'utilizzabilità di tali risorse dovrà trovare compiuta valutazione nel dossier che accompagnerà la candidatura. I giochi olimpici, hanno convenuto i tre presidenti, dovranno essere sostenibili anche da un punto di vista dei trasporti e del rispetto ambientale. Con queste prospettive, il coinvolgimento dell'altopiano di Asiago nel progetto olimpico, come proposto da Rete Veneta, appare sempre più concreto. Piste da fondo, anelli per il pattinaggio di velocità ci sono già, basta valorizzarli.